Ciao Putei. E nonno ve conta, qua con tutti quanti i me pelus. E a fiaba di un cuo, si chiama il puteo nel sacco. Pierino e Pieron, e era un puteo, alto così, che andava a scuola. E passa dalla scuola che era un orto, con un perer, e Pierino Pierone e si arrampega su a mangiare i peli. Sotto il perer che si passa a striga bistrega e a che dice: Pierino Pierone, dammi un pero. E quattro bianca manina che a vederle son sincera, sento in bocca l'acquolina. Pierino Pierone che ha pensato: questa si sente già l'acquolina in bocca perché vuoi mangiarmi me e noi i peli. E non voleva venire giù dall'albero. E che ha tolto un pero e lo ha buttato a strega bistrega. Ma è appena si è cascata per terra, proprio dove che era passata una vacca e che aveva lasciato un solo ricordo. E a striga bistrega che ripeté: Pierino Pierone, dammi un pero. Con la tua manina bianca, che a vederle son sincera, sento in bocca l'acquolina. Ma Pierino Pierone hanno già venuto e che ha buttato un altro pero. E il pero ricasca per terra, proprio dove era passato un cavallo, e anche io che aveva assà un bel laghetto. E a striga bistrega ha ripetuto sua preghiera e Pierino Pierone ha pensato che era meglio contentarla a sto giro. E se venuto e che ha portato un pero. E a striga bistrega ha aperto il sacco, ma invece di mettere dentro il pero, ha messo dentro Pierino Pierone, ha legato il sacco e se lo ha messo in spalla. Fatto ciò, un tocco di strada, la striga bistrega ha dovuto fermarsi per fare un bisognin e ha messo sul sacco e si è nascosto, si è nasconto su un cespuglio. Pierin Pierone, che intanto con i suoi dentini da sorse gli aveva rosicchiato e a corda che legava il sacco e si salta fuori. E ha ficcato nel sacco una bella piera e si scampava. E a striga bistrega ha tolto sul sacco in spalla e avanti. Ahimè, Pierino Pierone, pesi come un pietrone, ha detto a striga. E così è andata a casa. Cioè, a porta di casa ieri serata e a strega bistrega ha domandato a Sofia: Margherita Margheritone, vien giù e apri il portone e prepara il calderone per far bollire Pierino Pierone. Mamma mia, Margherita Margheritone ha aperto e poi ha messo sul fuoco un calderone pieno di acqua. Appena che l'acqua si era messo a boie e a striga bistrega ha svuotato dentro il sacco. Plaf! Ha fatto a Piera che ha sfondato anche il caglieron. L'acqua si è andata sul fuoco e tutto intorno che ha bruciato le gambe a striga bistrega. Mamma mia, cosa vuol dire? Porti i sassi da bollire, ha detto a Margherita Margheritone. E a striga bistrega, saltando ciò bruciore che aveva sulle gambe, ha detto: figlia mia, riaccendi il fuoco, io ritorno qui tra poco. Si è cambiato il vestito, si è messo una parrucca bionda e si è andata via col sacco. Pierin Pieron, invece di andare a scuola, gli era tornato sopra il perer e si è ripassato a striga bistrega, travestia sperando di non essere riconosciuta e che dice: Pierino Pierone, dammi una pera con la tua bianca manina, che a vederle son sincera, sento in bocca l'acquolina. Ma Pierino Pierone l'aveva riconosciuta e io stesso guardava ben da vigneso. No do pere alla strega bistrega, se no mi prende e nel sacco mi lega.
E a strega bistrega lo rassicura. Ah, non sono chi credi, sono sincera. Arrivata, sono qui stamattina. Pierino Pierone, dammi una pera con la tua bianca manina. E tanto il gadito e tanto il fatto che Pierin Pieron si era persuaso un'altra volta e si è venuto a dargli un pero. E a striga bistrega e lo cacciapà e lo ficca subito nel sacco. E si arrivai sempre il solito cespuglio. A strega che dovevo fermarsi per il solito bisognin, ma stavolta il sacco era legato così forte che Pierin Pierone non ha potuto mica scampare. E ora il tosetto si era messo a fare il verso della quaglia. Se passa un cacciatore con un can cercando quaglie e da trovare il sacco e si è tolto. Pierino Pierone salta fuori e ga supplica il cacciatore di mettere il can al suo posto nel sacco. E quando che strega bistrega è tornato a tosse il sacco, il can là dentro non faceva che dimenarsi e baiava e a strega bistrega diceva: Pierino Pierone, non ti rimane che saltare o guaire come un cane. Si arriva alla porta e chiama ancora Sofia. Margherita, Margheritone, vieni su e apri il portone e prepara il calderone per bollire Pierino Pierone. Ma quando che aveva fatto per versare il sacco nell'acqua bollente, il can furioso e si salta fuori che morsega un polpaccio e si salta in cortile che comincia a sbranare anche le galline. Mamma mia, che casi strani! Tu per cena mangi i cani? Ha detto Margherita Margheritone e a strega bistrega. Figlia mia, riaccendi il fuoco, io ritorno qui tra poco. A sega cambiato vestito un'altra volta, a sega messo una parrucca rossa stavolta e è tornata sul perer. E tanto gadito e tanto agafato che Pierin Pierone e sega sa acchiappare un'altra volta da strega. Però stavolta non si è fermato in nessun posto a striga e ha portato a casa il sacco fin casa, dove che Sofia l'aspettava sua porta. Ciappio e serio ne ha dentro a casa, vi ha detto subito, e domande buon'ora, mentre mi son via, faghe un spezzettino con le patate. Margherita Margheritone l'indomani mattina cacciapà a tagliare e con la mezzaluna e ha aperto un spiraglio appena ne ha porta. Pierin Pierone, fammi un piacere, metti a testa su questo tagliere. E lui, come? Fammi un po' vedere, ha detto. E Margherita Margheritone ha posato il collo sul tagliere per fare vedere a Pierin Pierone, questo qua il cacciapà a mezzaluna, e che ha tagliato la testa e l'ha messa a friggere sua padea. Dopo si arriva a striga e ha chiamato: Margheritone, figlia mia bella, che t'ha messo lì in padella? Io, che ha fatto Pierin Pierone su da capa del cammin. E come hai fatto a salire lassù? A che domanda a striga bistrega. Ho messo una pignata sola che altra e sono andata sola. E ora è strega bistrega che ha provato a farsi una scala di pignate per andare sola e ciapparlo. Ma il suo più bello si è sfondato le pignate, è cascata nel fuoco e si è bruciata fino all'ultimo tocchetto anche della strega bistrega. E così si finia anche sta storia. Ciao putei, alla prossima.